Una visita attesa da anni perché l'immigrazione, sottolinea la Presidente della Commissione europea, è una sfida europea. La Premier Giorgia Meloni con la Presidente Ursula von der Leyen e la Commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson nell'hotspot di Lampedusa per incontrare i migranti, per toccare con mano il clima che si respira da giorni nell'isola, che da anni ormai è in prima linea sul fronte dell'accoglienza, non solo hotspot ma anche il Molo Favarolo. Io non considero questo tanto un gesto di solidarietà dell'Europa verso l'Italia, lo considero piuttosto un gesto di responsabilità dell'Europa verso se stessa, perché questi sono i confini dell'Italia ma sono anche i confini d'Europa. Meloni sottolinea che contro il flusso indiscriminato di migranti servono soluzioni durature, complesse e serie. L'unica soluzione che, dice la Premier, si può adottare è quello del blocco delle partenze illegali, quello che ci chiedono i cittadini europei, gli immigrati regolari e gli stessi rifugiati. In sostanza, spiega la Meloni, serve uno stop alle partenze e un'efficace azione navale, più che una redistribuzione. Credo anche, ne parleremo questa settimana, che anche un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite sia a questo punto assolutamente necessario. Domani nel Consiglio dei Ministri saranno approvate le misure per velocizzare i rimpatri e per consentire al Ministro della Difesa di iniziare a lavorare sulle nuove strutture di accoglienza. Irregular migration is a European challenge and it needs a European answer. So we are in this together. La Presidente della Commissione europea ha presentato un piano di intervento in 10 punti partendo da un assunto di massima. Siamo noi che decidiamo chi entra in Europa, non i trafficanti di esseri umani. L'Europa, dice ancora la von der Leyen, offrirà il sostegno di Frontex per consentire ai migranti che non hanno titolo di entrare in Europa di poter rientrare nei loro paesi. Migliorerà la sorveglianza navale e aerea, lavorando anche su nuove missioni, e aiuterà la Guardia Costiera tunisina. Per lottare contro gli scafisti occorre offrire ai migranti corridoi umanitari legali. Sul piano politico, poi, la Presidente della Commissione europea sottolinea che è in corso un dialogo con tutti i leader europei per affrontare questa sfida tutti insieme e non solo a livello europeo ma anche a livello internazionale. Aggredì l'ex moglie alle spalle mentre stava lavorando. La donna, una allenatrice sportiva, si trovava proprio ai campetti di calcio. L'aggressione avvenne sul luogo di lavoro, all'aperto e sotto gli occhi di tutti. Adesso la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza del GIP di Palermo nei confronti dell'ex marito violento accusato di maltrattamenti nei confronti della donna. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Zisa di Palermo. L'uomo è un impiegato di una partecipata del comune, avrebbe picchiato la donna prendendola di sorpresa, aggredendola alle spalle, sferrandole più colpi di casco alla testa per poi infierire su di lei mentre cadeva a terra rovinosamente con calci in varie parti del corpo. I genitori che accompagnavano i bambini sono stati i primi a soccorrere l'allenatrice e a far fuggire l'uomo picchiandolo a loro volta. Questo episodio sarebbe stato l'ultimo di una lunga serie di aggressioni denunciate dalla donna già dal 2020. L'uomo era stato all'epoca sottoposto a un altro procedimento penale con la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa e rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti. Ma evidentemente il provvedimento non era bastato e adesso per lui si sono aperte le porte del carcere. E oggi un altro episodio. Un turista polacco di 32 anni è stato denunciato per aver picchiato la fidanzata di 29, polacca anche lei, davanti a tutti in un locale del centro di Palermo. L'uomo era ubriaco, ha iniziato a inveire contro la compagna, poi davanti ai passanti e ai clienti del locale ha iniziato a colpirla. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno bloccato l'uomo e l'hanno portato in caserma, poi per il turista è scattata la denuncia. Una domenica senza acqua per 3/4 di città. È emergenza a Messina, dove la crisi idrica ha caratterizzato tutta l'estate con guasti continui alle tubature ormai vecchie e che saranno oggetto di un intervento radicale dal prossimo ottobre grazie allo stanziamento di 21 milioni di euro. Ma oggi si è registrata la giornata più delicata. Un fulmine nella serata di sabato ha danneggiato l'impianto di Torre Rossa a Fiumefreddo ed in città non arriva più acqua nei serbatoi principali della rete. Il risultato è nessuna erogazione idrica da San Filippo a Giostra. Tutto il centro città in pratica, mentre nei villaggi a nord la mancanza di acqua si verifica da un paio di giorni a causa di una perdita nella condotta e ai lavori in corso per ripristinarla. A Fiumefreddo l'Enel è impegnato a risolvere il guasto elettrico che non consente di attivare le pompe di sollevamento dell'acquedotto. La distribuzione, minima in alcune zone della città, si riesce ad avere attingendo alle scorde dei vari serbatoi, ma non è stata sufficiente e quindi si è proceduto ad attivare la fornitura dall'Alcantara. Il Comune ha attivato il centro operativo comunale per gestire tutti i presidi e le procedure di aiuto alla popolazione, così da ridurre al massimo i disagi, ma sono state diverse le segnalazioni alle quali ha dovuto far fronte la Protezione Civile Comunale, che sta gestendo con AMAM la crisi idrica di queste ore. Predisposti all'azienda Acque 3 punti di approvvigionamento con autobotti, un modo per tamponare una crisi che non si sa ancora quando terminerà.
Numeri da record per il turismo in Sicilia, che si conferma tra le mete preferite del 2023. Dai dati relativi ai primi 8 mesi dell'anno emerge che gli arrivi sull'isola sono quasi 5 milioni, il 57% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra le città siciliane con il maggior afflusso turistico, Siracusa, che ha visto aumentare di quasi il 100% i suoi visitatori. Bene anche Agrigento e Palermo, con più 65,5% e più 63,5%. Male invece Caltanissetta e Trapani, che hanno incrementi minori rispetto a tutte le altre città siciliane. Sempre considerando il periodo di riferimento dei primi 8 mesi di quest'anno, gli arrivi degli stranieri, in maggioranza francesi, tedeschi, americani e inglesi, superano i 2 milioni. Quasi 3 milioni invece gli italiani. Le provenienze più consistenti sono proprio quelle interne, cioè turisti dalla stessa Sicilia, a seguire dalla Lombardia e dal Lazio. Per Confcommercio i segnali sono positivi, ma si può fare molto di più, investendo soprattutto sulla qualità e risolvendo alcuni nodi di carattere infrastrutturale che purtroppo, come abbiamo visto anche durante l'estate, incidono pesantemente sul turismo. Secondo le stime del CNR, Centro Nazionale delle Ricerche, il settore però crescerà tra il 6 e l'8% da qui al 2025, per un valore di circa 360 miliardi di euro. Una curiosità inoltre è che la Sicilia è tra le scelte preferite dei big spender, cioè i clienti internazionali con grandi disponibilità economiche, e per gli addetti ai lavori il motivo è semplice: l'isola è un vero e proprio continente pieno di arte, storia, bellezza ed enogastronomia. L'area pedonale permanente di Piazza Mazzini è ormai realtà. Un altro pezzo storico di Catania è stato liberato da auto e moto, anche se per una mobilità sostenibile c'è ancora tanta strada da fare. Lo ha confermato il sindaco Enrico Trantino, che, accompagnato dal suo vice Paolo La Greca, si è voluto godere lo spettacolo di una piazza assolata, piena di turisti e soprattutto senza auto e moto. Finalmente libera per poter passeggiare ed ammirare il barocco senza correre il rischio di essere travolti dai mezzi in transito. Una bella emozione, poter restituire la vista della casa della nostra Sant'Agata, la nostra cattedrale, libera di auto, fa capire che è la direzione giusta, perché è la direzione che vuole la città, che vuole la cittadinanza, che ha bisogno di programmare il proprio futuro in una dimensione più europea. Parcheggi a volte indiscriminati, pochi controlli da parte della polizia municipale, spazzatura un po' da ovunque, anche in centro, l'abbiamo visto stamattina. Catania è una città veramente sostenibile. Catania è una città sostenibile che deve anche però trovare maggior collaborazione da parte dei cittadini. Io sono stanco di vedere valorizzato tutto quel che è negativo, di vedere la gente felice, i catanesi felici di poter dire questo non va, qua c'è la discarica, fotografarlo e godere, che diventa poi solamente l'alibi per autoassolversi. Gli fa eco l'assessore alla mobilità, nonché vice sindaco Paolo La Greca. Essere qui in quella che era la piazza San Filippo, una delle piazze che i visitatori dell'Ottocento maggiormente rappresentavano, e che finalmente diventa un'area pedonale, costituendo insieme a Piazza Duomo e a Piazza Università questa grande L nel cuore del patrimonio UNESCO della città di Catania. È un dato importante. Non mancano però i rischi per colpa di chi sfreccia nell'isola pedonale anche con i monopattini. Il problema naturalmente sta nel modo in cui noi catanesi, lo ricordava il sindaco, dobbiamo abituarci a vivere in maniera diversa la nostra città. Ne va di una città straordinaria di cui siamo straordinariamente orgogliosi. L'area pedonale Mazzini avrà un periodo di pre-esercizio di 1 mese per consentire il rilascio dei pass elettronici agli aventi diritto e l'attivazione del controllo telematico del varco d'accesso posizionato su via San Martino. L'istituzione dell'isola pedonale ha comportato anche la modifica della viabilità circostante, con sostanziali novità anche per taxi e mezzi pubblici. La vittoria è arrivata sul filo di lana, la zampata di Mancuso ha mandato in estasi il Palermo, che ha sbancato Ascoli ed è adesso secondo in classifica con una partita in meno. Una prestazione e una vittoria da grande squadra che dà continuità al percorso iniziato a fine agosto, ma con una sostanziale differenza rispetto alla precedente stagione: saper vincere quel tipo di partite che sembrano chiuse. Il Palermo adesso è maturo, consapevole dei propri mezzi, e quando Corini non riusciva a trovare la chiave per aprire la porta dei bianconeri ha fatto 3 cambi a metà ripresa, inserendo proprio Mancuso, che ha poi segnato il gol vittoria. E poi c'è la difesa, imbattuta da 2 partite, punto di forza di questo Palermo. Da tanti anni fa la Serie B, è un allenatore bravo, dei giocatori di qualità. Abbiamo fatto una buona partita, i primi 10 minuti ci aspettavamo un inizio arrembante, poi per me abbiamo messo la palla a terra, abbiamo cominciato a giocare, abbiamo condotto il gioco, anche l'Ascoli faceva le proprie cose, ho visto 2 squadre che hanno cercato di superarsi.
Io penso che in termini di occasioni siamo stati più pericolosi dell'Ascoli. Primo gol in rosanero per Mancuso, abile a sfruttare la spizzata di Ceccaroni. Sono entrato dopo per cercare appunto di dare un po' di vivacità all'attacco e poi niente, è andata direi alla grande nel finale col gol decisivo. Palermo che tornerà in campo venerdì sera al Barbera, arriverà il Cosenza.